Papa Leone XIV celebra oggi, 8 maggio, il primo anniversario dell'elezione al Soglio Pietrino. 12 mesi scanditi da udienze, incontri, messaggi, da due grandi viaggi in Medio Oriente, in Africa, dal concistoro con il Collegio dei Cardinali, dai ritocchi e rinnovamenti nella Curia Romana, da un impegno per la pace declinato in vigorosi appelli e in un lavoro diplomatico dietro le quinte. Il primo Habemus Papam l'8 maggio del 2025 lo aveva annunciato la folla con un straripante boato elevato dalla piazza al primo rivolo di fumo bianco, dal comignolo della Cappella Sistina. Poi l'annuncio del cardinale protodiacono alle ore 19:12, Robertum Franciscum. Infine l'apparizione delle pesanti tende di velluto dalla loggia delle benedizioni. Alle ore 19:23, mozzetta rossa, mani giunte, un sorriso appena accennato, gli occhi umidi per la commozione. Robert Francis Prevost è il 260° successore di Pietro, Leone XIV. Al crepuscolo di quel giorno, 12 mesi fa, la storia bimillenaria della Chiesa ha iniziato un nuovo capitolo con l'elezione del nuovo pontefice, scelto in un rapido conclave composto da 133 cardinali, il primo Papa degli Stati Uniti, nato 69 anni prima a Chicago dall'animo peruviano, dopo oltre 22 anni trascorsi nel paese latinoamericano, un figlio di Sant'Agostino, proveniente dall'ordine agostiniano di cui per 2 mandati è stato priore generale, un papa dalle radici miste, esperto di matematica come delle lingue e del diritto canonico, parroco e vescovo tra le strade polverose di Culucanas, Trujillo e Chicao, e cardinale prefetto del dicastero per i vescovi, un pontefice dal background variegato che ha parlato al mondo nella sua prima apparizione in italiano, spagnolo e latino, leggendo un testo scritto di suo pugno in cui per 10 volte ricorreva la parola pace. E oggi, primo anniversario dell'elezione di Papa Leone XIV, è intervenuto anche il cardinale Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma. In comunione con tutto il popolo santo di Dio che vive in Roma, oggi ci stringiamo intorno al nostro vescovo Papa Leone XIV per dirgli il nostro affetto e assicurargli la nostra preghiera a distanza di 1 anno dalla sua elezione a pontefice. Egli è tra noi immagine del buon pastore, che si fa carico delle gioie e delle speranze del gregge a lui affidato, che annuncia la pace e la misericordia, che rende presente il Vangelo dell'amore e che semina a piene mani la speranza. Papa Leone XIV visiterà l'isola di Lampedusa il prossimo 4 luglio.